Ben ritrovate, ben ritrovati, questa è 7 in punto. Una volta tanto non parliamo di argomenti purtroppo che rappresentano la quotidianità di tutti noi ormai da parecchio tempo, ma ci dedichiamo ad un argomento, se vogliamo, più leggero, ma che ci mostra un modo diverso di passare e trascorrere il tempo libero. Una disciplina che si sta affermando in maniera quasi clamorosa anche in Veneto. Parliamo del padel. Attenzione, perché è un termine che non va confuso con il termine padella, ma che è una sorta di tennis che però non è tennis. Insomma, per capirci meglio abbiamo fortunatamente una persona che ce lo descriverà dalla A alla Z. Lo andiamo a ringraziare di essere con noi e a salutare. Si tratta di Matteo Carponi, che è titolare di una agenzia che si occupa di eventi sportivi. Buongiorno a lei e grazie di essere con noi. Buongiorno e grazie dell'invito. Lei ha un'agenzia di eventi sportivi che però, diciamo, ha un'ampia gamma di specialità. Sì, effettivamente abbiamo un'agenzia che si occupa di eventi sportivi dedicati al beach tennis nelle spiagge, al padel e al tennis, per cui è in evoluzione continua da anni, partiti dalle spiagge. Ovviamente adesso, per quanto riguarda la parte padel, abbiamo avuto un'esplosione di richieste e di attenzioni inerenti ai nostri eventi davvero importanti, sia in termini di partecipazione che anche di interesse all'interno dell'evento stesso. Noi abbiamo anticipato al nostro ospite, ci siamo permessi di chiedergli tutto dalla A alla Z ed è proprio la persona più indicata, dicevamo. Innanzitutto specifichiamo, cioè il padel dove si gioca, come si gioca, con quali attrezzature viene praticato? Sì, allora il padel ha avuto l'esplosione in questi anni da noi in Italia, però risale già a una trentina di anni fa, le proprie origini, partito dal Messico, poi con una larghissima diffusione in Argentina, fino ad arrivare in Europa con la Spagna, che ha fatto da traino per tutto il continente europeo. In Italia già in diverse regioni è partito moltissimi anni fa, una decina di anni fa, soprattutto nel Lazio, che è diventata la capitale di questo sport, che poi a macchia d'olio si è diffuso in tutta Italia, fino ad arrivare appunto anche al Veneto, tutta la parte del Triveneto, che è pienamente in espansione. Stiamo parlando appunto di una disciplina che non è neppure avvicinabile a quella che una volta si conosceva come squash, no? Quella famosa pallina scagliata contro un muro. Qui si gioca in un campo che però è un campo chiuso. Sì, si gioca in un campo di dimensioni 20 metri per 10 che ha la caratteristica di avere dei vetri attorno, per cui permette di giocare inizialmente con la manualità e con la destrezza del tennis, però bisogna prendere l'abitudine ovviamente a riuscire a giocare la palla, che può rimbalzare sul vetro e tornare indietro. Ho capito, per cui è valido anche la sponda. Valgono le sponde e anche le griglie laterali, che essendo delle griglie di ferro, ovviamente il rimbalzo e l'uscita della palla dalla griglia non è mai perfettamente in linea come ci si aspetta, per cui bisogna essere abbastanza bravi e riuscire a capire un po' come esce la palla lateralmente. E si gioca in 2 contro 2, ci sono discipline sia di doppio maschile, di doppio femminile e anche molto diffusa il doppio misto, dove si gioca lui e lei insieme. E la caratteristica principale è che, avendo questi vetri laterali, gli scambi normalmente sono molto lunghi, per cui si gioca per diverso tempo. Per cui è appassionante, certo richiede anche riflessi di una certa rilevanza, insomma. Sì, quello sicuramente. E la caratteristica principale, soprattutto dell'esplosione in questi ultimi anni, proprio a tutti i livelli del padel, è la democraticità di questo sport, nel senso che permette sia a persone allenate o fisicamente a posto, che anche chi eventualmente è leggermente in sovrappeso, comunque di giocare e divertirsi, perché si gioca su un campo relativamente piccolo, 2 contro 2, per cui la componente dello sforzo fisico non è neanche paragonabile a una partita di tennis, certo, dove in un campo grande 1 contro 1. E proprio questo fatto di stancarsi meno e divertirsi tanto, per cui la componente ludica, fa tornare la voglia di giocare già il giorno dopo. Tanto per avere un'idea da parte di chi ci guarda a casa della popolarità di questo sport, andiamo a parlare con Matteo Carponi di una manifestazione che c'è stata poco tempo fa, ai primi di dicembre, no? A Mestre. Sì. Abbiamo infatti terminato uno dei nostri eventi veramente più importanti per tanti aspetti, il 3, 4 e 5 di dicembre. Abbiamo fatto il secondo trofeo Città di Venezia al Green Garden Village, dove in questa occasione qui abbiamo avuto 120 atleti iscritti, 8 regioni presenti, un folto
sottogruppo arrivato di 30 persone direttamente dalla Puglia, che il nostro è un format molto conviviale e aggregativo, per cui la componente conviviale si sposa pienamente con quella sportiva e diventa un weekend dove si gioca a padel, si sta insieme. Il sabato sera abbiamo organizzato un galà in quell'occasione, e in più in questa occasione qui abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Venezia e dell'amministrazione comunale. Abbiamo destinato nei 3 giorni anche, abbiamo creato tutta un'operazione rivolta alla Lega del Filo d'Oro, per cui per il secondo anno consecutivo al Trofeo Città di Venezia abbiamo sempre questa attenzione sociale al quale io personalmente ci tengo particolarmente. Ricordiamo anche, lo ricordiamo a chi ci segue da casa, che potete avere informazioni a proposito del padel anche attraverso un sito che si chiama chesport.info, di cui ci è venuta anche a parlare poco tempo fa la responsabile Giuliana Valerio, e potete trovare un articolo che illustra in maniera molto esaustiva tutto quello che ha a che fare con il padel, tanto per avere, come si diceva una volta, una prima infarinatura. Certo. Senta, non è che abbiate magari tante volte escogitato qualche coppia marito e moglie così cominciano a litigare se uno sbaglia il colpo? Allora, c'è una regola non scritta nel padel, ma vale anche nel beach tennis, che se si è una coppia nella vita non bisognerebbe mai giocare un doppio misto insieme, perché noi negli anni, tranne le spiagge col beach, che nel padel in città ne abbiamo viste veramente di tutti i colori, perché all'interno della coppia c'è sempre un qualcuno che porta a casa qualcosa di quello che è successo in campo, sia in positivo che in negativo. Quindi normalmente giochiamo sempre con persone con le quali non siamo coinvolti. No, meno male, perché pensiamo anche a persone che non sono nella stessa coppia, ma magari un marito e una moglie che si trovano di fronte. Anche esatto, anche quello. Soprattutto notiamo maggiore, come dire, aggressività tra virgolette nei confronti della donna quando c'è il marito di là, non sappiamo perché, però spesso accade così. No, senta, comunque ci ha parlato anche di una componente femminile importante. Beh, insomma, come nel tennis ormai ci sono tantissime donne e lo sport al femminile è molto seguito, crediamo che anche il padel abbia questa vocazione. Assolutamente, e penso sia adesso uno degli sport, soprattutto a livello amatoriale, dove veramente la componente sportiva maschile e femminile viaggiano proprio di pari passo. Tantissime sono le donne che si sono appassionate, che giocano 2, 3, anche 4 volte alla settimana, perché nel padel sì, è molto diffusa questa cosa. La componente femminile si nota. Il nostro ospite è titolare di un'agenzia di eventi sportivi che si occupa anche della realizzazione dei campi stessi. Certo. Dove all'interno della nostra attività abbiamo implementato un servizio a 360 gradi per tutti gli interlocutori del padel, per cui noi già da tempo offriamo il preventivo, la consulenza, realizziamo i campi da padel e anche facciamo gli eventi che lanciano i nuovi circoli, al quale possiamo affiancare anche una linea di racchette o pale, come sono denominate nel padel, e anche una linea di abbigliamento. La caratteristica, diciamo, importante sul quale abbiamo voluto puntare è la fase 2 del padel nei prossimi 3-5 anni. Certo. Difatti siamo in grado di realizzare i campi da padel per le spiagge. Siamo stati i primi a realizzare i primi 2 campi in Veneto, che li abbiamo fatti a Caorle, a 100 metri dal mare. Sono dei campi che hanno delle caratteristiche particolari perché sono totalmente in vetroresina, di conseguenza resistono al vento, all'acqua, alla salsedine, e vengono posizionati con delle platee mobili proprio sulla sabbia, per cui hanno il vantaggio per gli stabilimenti balneari che si possono posizionare il 1° di giugno e possono essere smontati il 15 di settembre, e sarà proprio, come dire, lo step successivo del padel nei prossimi anni, perché oramai è talmente diffuso in città che un domani nelle località balneari, quando avrò questo tipo di possibilità di giocare anche a padel al mare piuttosto che stare tutto il giorno al sole, sicuramente sarà una cosa molto apprezzata da tutti i giocatori, visto ormai come portano dentro la passione del padel, per cui poterla svolgere anche al mare sarà una bella cosa. Allora noi ci permettiamo di incrociare le dita e di dire: il padel sarà l'attrazione dei prossimi anni sulle spiagge. Non vedremo solo giocare a pallavolo, ma addirittura qui c'è un intero campo proprio allestito per disputare questi incontri, ma anche per resistere a tutto quello che ovviamente essere in riva al mare comporta. E quindi, caspita, insomma, ci prepariamo ad una padelmania che sta già cominciando a muovere i primi passi. Sì, è già nel Veneto, ha mosso ben più che i primi passi, perché attualmente è in piena espansione per quanto riguarda la voglia
degli imprenditori di investire nel padel creando delle strutture dedicate a questo tipo di sport. A Padova è sicuramente ben consolidata, a ruota va a Treviso, Venezia è ancora un attimo un po' più indietro come disponibilità di campi, per cui ci sono ancora notevoli margini di costruzione all'interno della città, tanto è vero che un po' in tutto il Veneto c'è una larga differenza tra la forte domanda di ore gioco e la disponibilità dei campi. Caspita, sì, diciamo che normalmente per trovare uno slot, così viene chiamato, di un'ora e mezza per poter giocare dalle 18 alle 22 normalmente si prenota un 10-15 giorni prima perché non si riesce a trovare un campo libero. C'è un'iper domanda. Assolutamente, in questo momento sì, in tantissime regioni. Un numero, per capire un attimo come si sta diffondendo, attualmente in Italia siamo intorno a un po' meno di 5.000 campi, 4.400, 4.500 campi, in Spagna sono 50.000 con 6 milioni e mezzo di praticanti. 6 milioni e mezzo? È il secondo sport dietro al calcio, per cui ha superato il tennis, ha superato la pallavolo e il basket. È il secondo sport dietro al calcio come numero di praticanti. 6 milioni e mezzo in un paese come la Spagna vuol dire che giocano 1 su 3, 1 su 4. Vabbè, insomma, sono i nostri cugini latini, esatto, gli spagnoli, per cui c'è anche da fidarsi, ecco, da sono questo punto di anche vista. tra i maestri del gioco, tra l'altro, per cui a livello mondiale. Sì, insomma, loro negli sport sono bravi ovunque, perché è inutile non riconoscerlo, però insomma il fatto che arrivi anche da loro questa tradizione, perché la possiamo già chiamare tradizione. Una cosa che volevamo chiederle, appunto, lei ci ha parlato di seconda edizione della manifestazione di Mestre. Voi avrete già notato un incremento di partecipazione rispetto alla prima, per cui diciamo un discorso... Certamente, noi a parte l'evento di Mestre, noi abbiamo un tour di padel in 10 diverse regioni italiane, denominato Emotion Padel, che proprio segue questo filo conduttore, e i nostri appassionati, che fortunatamente ci seguono con passione e entusiasmo, ci seguono nelle varie date. Noi adesso il 28, 29 e 30 di gennaio, per esempio, saremo a Verona con un altro evento, poi ci sposteremo a Pescara, poi saremo a Termoli, abbiamo proprio un tour nazionale con tutte queste varie date dedicate al padel, per cui noi abbiamo visto veramente un'esplosione di partecipazione, anche già qui a Venezia dalla prima alla seconda edizione, ma poi ovunque si va, soprattutto rivolgendosi noi a una componente amatoriale, per cui principalmente si viene per la voglia di divertirsi, non con un livello agonistico così esasperato, e quella base lì è una base molto molto importante di giocatori, sia a livello maschile che a livello femminile. No, ci piace, per come ce l'ha presentato lei, anche lo spirito con cui si vive. No, perché diciamocelo francamente, il calcetto per esempio è uno sport che ha assunto delle dimensioni di agonismo un po' esasperato. Questo, insomma, il padel rimane in un'ottica amatoriale ma anche molto amichevole nel senso più vero della parola. All'interno dei nostri eventi sicuramente, difatti la componente ludica è molto molto spiccata nel padel, per cui sostanzialmente ai nostri eventi si partecipa per trascorrere un weekend in una bella città, per cui unire la parte sportiva anche alla conoscenza della città, però in un clima e conoscendo persone e divertendosi. Poi c'è una parte agonistica del padel che comunque ha il suo spazio molto interessante, dove effettivamente lo spettacolo che fanno vedere questi atleti è veramente di ottimo livello, tanto è vero che da quest'anno, notando per esempio Sky stessa trasmette tutto il campionato mondiale con grossissimo interesse da parte di tutti gli appassionati, e ha deciso di trasmettere tutte le 19 date, per cui l'espansione è ormai a macchia d'olio. Sempre con la raccomandazione di informarsi dello stato civile dei 4, nel senso che non si scopre un marito e una moglie. Certo, quello diventa un po' più pericoloso. Vabbè, lo si fa per scherzare, sì, assolutamente. Potrebbe anche essere un'occasione per sdrammatizzare certe tensioni. Magari il padel diventa uno strumento di conciliazione. Sì, infatti sono nate anche delle coppie nei doppi, non ci sono solo divise delle coppie, ma ne sono nate anche giocando insieme. Beh, questo è molto bello, insomma. No, abbiamo sentito, lei ha citato Pescara e Termoli, cioè andate proprio Abruzzo-Molise, per cui... Noi arriviamo fino in Sicilia, abbiamo fatto, durante i mesi estivi facciamo degli eventi in Puglia, di conseguenza... andiamo incontro alla stagione turistica, mentre questo inverno per esempio 30 pugliesi sono venuti a trovarci a Venezia, quest'estate e anche la prossima tantissimi dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, ci daremo appuntamento in Puglia per trascorrere dei giorni lì, unendo la parte turistica, le bellezze della regione, anche al padel, che oramai è il filo conduttore. Senta, una domanda di servizio che volevamo chiederle.
magari una persona ci sta guardando e dice mi piacerebbe, che so, realizzare un campo e avviare un certo tipo di attività, magari in un centro. Voi avete un sito, cioè per contattarvi in che modo si può? Sì, allora noi abbiamo due pagine nostre social molto frequentate che sono Emotion Padel, prettamente rivolta alla componente padel, e poi la pagina che si rivolge un po' a tutto il nostro mondo nelle spiagge, che si chiama Beach and Spritz, proprio per coniugare la componente sportiva e quella del divertimento, dove all'interno ci sono tutte le nostre informazioni. Anche sul sito beachandspritz.com c'è anche la pagina Instagram con lo stesso nome, e di conseguenza lì ci sono tutti i contatti, tutti i riferimenti, e con piacere possiamo offrire una consulenza. Senta, adesso le diremo una amenità, ma con la voglia che si ha di tornare fuori, di tornare anche a praticare, anche se vogliamo, discipline sportive, magari il padel si inserisce in questo processo di rinascita, insomma, perché pensiamo che fra qualche anno, lei è ancora giovane, probabilmente il sottoscritto sarà ormai vecchio decrepito, se ci arriverà. No, insomma, fra qualche anno si penserà al prima e dopo purtroppo l'emergenza Covid, per cui anche il padel chissà che non diventi un elemento per questa rinascita, per questa ripartenza. Possiamo dire tranquillamente che anche in un periodo buio come il 2020 e parte del 2021 il padel è stato un elemento trainante, perché uno dei motivi dell'espansione proprio nell'ultimo anno e mezzo in Italia è stato proprio il fatto che era uno dei pochi sport che si poteva praticare anche quando non si poteva fare niente, non si poteva giocare a calcetto, a pallavolo, tutto. Per cui proprio l'esplosione anche in numero di utenti e di giocatori che ha avuto, parliamo in Italia, nell'ultimo anno e mezzo, è stato anche legato al fatto che comunque era uno dei pochi sport che potevo fare, per cui si sono avvicinati anche persone che svolgevano altre attività sportive, che comunque adesso hanno continuato a giocare a calcetto come faceva una volta, però comunque una volta o due volte alla settimana continuano a giocare anche a padel, per cui ha già fatto un po' da elemento trainante. Ovviamente questa espansione, e tra l'altro sarà importante anche nella voglia di ricominciare a viaggiare il padel, perché stiamo organizzando anche degli eventi all'estero, per cui il segnale di ripartenza anche tramite lo sport rimane sicuramente importante per noi, ma non solo, per tutti quanti, perché comunque sono sempre energie positive che si ricavano da questa attività. Appunto, endorfine, come le chiamano. Una cosa però, perché sennò non ci togliamo più la curiosità, la descrizione dello strumento, del padel, si dice del o della? Del padel. Ma com'è? Molto più piccola di una racchetta normale? Perché anche nel tennis sono cambiate le dimensioni delle racchette, insomma. Esatto. Allora, nel padel la pala, come è denominata, è una racchetta, diciamo così, che si avvicina molto alla forma delle racchette da beach tennis, quelle che si gioca nelle spiagge, soltanto che è più spessa e un po' più corta, ecco, come dimensioni, però ha sempre questi fori. Sono delle racchette che possono essere o in fibra di vetro o in carbonio, a seconda del livello, diciamo, della racchetta, e hanno una caratteristica che normalmente l'impasto, diciamo, del piatto dove si va a colpire tende a essere abbastanza morbido in alcune situazioni, perché la palla deve come un po' entrare e riuscire con degli effetti, di conseguenza l'impatto è abbastanza definito sotto quel punto di vista. Ma la pallina è anche una pallina diversa da quella da tennis? No, è una pallina da tennis. Proprio da tennis? Sì, leggermente meno pressurizzata, nel senso è una pallina che comunque ha le stesse caratteristiche, cambia leggermente la dimensione e leggermente la pressurizzazione della palla. No, ha fatto bene a dirlo, perché per esempio nel calcio, a nostro modesto parere, in questi ultimi 10 anni è cambiato qualcosa nel peso del pallone stesso, perché si vedono degli effetti che sono incredibili. Oramai per lo spettacolo si fa questo e altro, no? Beh, insomma, promette di diventare un bello spettacolo anche quello del padel. Allora, ci scusi, può ripetere le due pagine e anche i nomi a cui si possono rivolgere gli interessati? Le due pagine Facebook sono Emotion Padel, prettamente rivolta al padel, e Beach and Spritz, dove ci sono tutti gli eventi, tra l'altro nazionali e anche internazionali. Noi abbiamo organizzato anche degli eventi sul Mar Rosso, per cui di una settimana nel mese di marzo, dove tantissimi nostri appassionati ci raggiungono per trascorrere questa settimana. L'equivalente è la pagina Instagram e il sito beachandspritz.com. Per cui ricordate Emotion Padel e Beach and Spritz,
per insomma, avere qualche informazione in più, e poi ricordatevi di andare nel sito chesport.info per avere un ragguaglio molto esaustivo a proposito di questa disciplina. Siamo in chiusura di trasmissione. Noi ringraziamo Matteo Carponi, titolare di un'agenzia di eventi sportivi. A Dolo siete, vero? No, siamo a Noale, la sede Noale in provincia di Venezia. No, Noale, provincia di Venezia. Grazie per averci parlato del padel, chissà che magari non ci ritroviamo fra qualche tempo per parlare delle glorie di questa disciplina, che rischia, tra virgolette, di diventare qualcosa di estremamente diffuso, anche perché non è violento, non c'è contatto e insomma si gioca con lo spirito giusto. Cosa dice lei? Con grande piacere, grazie a voi dell'invito e vi aspettiamo in campo perché assolutamente vi divertite. Vabbè, insomma, magari è uno spettacolo dell'orrore praticato da certi pseudosportivi. Noi ringraziamo Matteo Carponi grazie e buon lavoro soprattutto. Grazie a voi. Grazie al nostro ospite, a voi per averci seguito. 7 in punto si chiude qui e vi ridà appuntamento ai prossimi momenti informativi e di approfondimento. Arrivederci.